Io mi stavo chiedendo, in merito a questo caso dell'Ilva, se esso non costituisca la punta dell'iceberg e mi chiedo come mai una questione così importante che è balzata nelle cronache italiane ma anche europee sia stata portata appunto alla luce grazie alla magistratura. Mi chiedo quindi se i controlli dello Stato membro, in questo caso l'Italia, sul rispetto delle norme ambientali siano sufficienti. Esistano, mi chiedo a questo punto. E l'altra cosa che mi chiedo è, non è che anche la Commissione europea dovrebbe attuare un sistema migliore per poter fare in modo che queste leggi di tutela ambientale e sanitaria siano rispettate con un monitoraggio, magari periodico, inviando degli ispettori nei vari Stati membri, con un intervento più preciso e più presente. Io credo che questa sia una lezione importante che ci dice che i controlli non esistono e se esistono non funzionano. Quanti casi Ilva ci sono in Italia che non conosciamo e in tutta la Commissione europea? Bisogna tutelare l'ambiente e soprattutto la salute dei cittadini europei. Ci sono altri casi in giro, ci sono delle acciaierie, altre acciaierie, ci sono dei cementifici in giro per l'Europa e per l'Italia dove ad esempio oggi a norma di legge si può bruciare di tutto e questi rifiuti vanno nell'impasto del cemento che poi va a finire nelle nostre case. Ci sono centinaia di inceneritori. Pensi, Commissario, che con l'Associazione Medici per l'Ambiente è stata portata avanti una campagna che parla di latte materno, e qui per i traduttori voglio specificare che per latte materno intendo dire il latte delle mamme, perché so che in altre occasioni col commissario John Dalli c'è stata una traduzione non corretta, quindi latte materno contaminato da diossina. In Italia ci sono ormai decine di casi dove in seguito ad analisi del latte materno si scopre che c'è la diossina in quello che dovrebbe essere il primo nutrimento dei nostri bambini che vengono al mondo. Quindi anche in questo caso, visto che ormai è risaputo, bisogna che l'Europa, l'Italia, un po' tutti, cominci ad operare anche un sistema di monitoraggio sul latte materno, ad esempio, perché ho proprio l'impressione che ci siano decine, forse centinaia di casi Ilva che ancora sono a noi sconosciuti. Qui, ripeto, è stato grazie alla magistratura se abbiamo saputo di questo caso. Cosa farà la Commissione europea per definire se ci sono altri casi e il latte materno contaminato da diossina lo dimostra in giro per l'Italia e in giro per l'Europa? Grazie, Commissario.